Treviso Mare, nella tarda mattinata coppia di Silea in moto si schianta contro un'auto a Meolo, muore il 54enne Walter Ross, grave la fidanzata, l'uomo era molto conosciuto come barista in un pub del centro città. È il 37enne Marco Gasparotto di Mansuela, vittima dell'incidente mortale di ieri sera lungo la 27, l'auto finita contro un guardrail incendiandosi senza lasciargli scampo. Venerdì pomeriggio i funerali della tredicenne Gloria Simeonato, morta sabato a 5 giorni dal terribile incidente stradale di Casale sul Sile. Collina del Prosecco, patrimonio UNESCO, dopo l'entusiasmo ora si guarda la gestione dalle categorie e le indicazioni, una mappatura sulla qualità degli immobili, verifica e potenziamento dei servizi di base. Mentre per le prossime ore sono attese ancora temporali, a Godega e Collumberto si continua a riparare i danni delle ultime 72 ore con gli occhi al cielo nel timore che nuove piogge peggiorino ulteriormente la situazione. Ripensare il centro città. Tentato omicidio di Oderzo, l'appello del sindaco di Oderzo Maria Scardellato dopo i fatti di sangue, chiedete aiuto se avete bisogno. 100.000 spettatori di media ogni giorno con punte di 120.000 come accaduto ieri sera nel telegiornale di Treviso, ascolti record per l'informazione di Antenna 3, la conferma di un legame sempre più stretto e vivo con il territorio. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati. Il telegiornale di Treviso è in primo piano la cronaca che ci porta a parlare di un'ennesima tragedia della strada e questa volta una coppia protagonista purtroppo di questa notizia di cronaca, marito e un 54enne e la fidanzata, la compagna in moto per andare al mare, godersi una giornata al mare, ma per questa coppia di Silea il dramma si consuma sulla Treviso Mare a Meolo. La giornata era cominciata nel migliore dei modi. I due fidanzati avevano deciso di trascorrere il pomeriggio facendo una gita al mare e passare dei momenti spensierati. Jesolo, a pochi chilometri da casa, era la loro meta. A meno di un quarto d'ora dalla partenza, però, il loro sogno si è infranto in un rettilineo contro un'auto. La tragedia si è consumata in pochi istanti sulla strada Treviso Mare poco prima di mezzogiorno. Lo schianto è avvenuto tra un'automobile e lo scooter con a bordo i due coniugi, ai piedi del cavalcavia nel territorio di Meolo all'altezza di un distributore. La macchina stava esultando e stava entrando. Da come ha detto non ha visto la moto arrivare. A perdere la vita Walter Ross, di 54 anni, di Silea, mentre la donna Elena Libera Pedatella, che viaggiava con lui, è rimasta gravemente ferita. I sanitari del 118 l'hanno soccorsa e caricata a bordo dell'elicottero per trasportarla all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Solo nelle prossime ore si potranno conoscere meglio le condizioni di salute in cui versa la 57enne. Quando gli operatori del SUAM 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente, per l'uomo non c'era più nulla da fare. È spettato ai carabinieri locali effettuare i rilievi del caso. Walter Ross era molto conosciuto a Silea e a Treviso, dove lavorava come barista in centro storico. Lascia due figli, Fabio e Roberto, di 27 e 24 anni. Nonostante la pericolosità sia stata più volte segnalata, le auto continuano a sfrecciare e a sorpassare a tutta velocità, anche nel tratto del cavalcavia, dove c'è la doppia linea continua. Corrono troppo? Ma troppo, a missili, non troppo. Bisogna fare qualcosa. Sì, è stato fatto una richiesta, domande di tutto, una richiesta in provincia, hanno detto che non è una strada ad alto rischio di mortalità. Adesso proverei a prendere quel morto lì e portarglielo in ufficio. Lei l'ha visto morire questo povero signore? Ero là davanti assieme a altre due signore, l'ho visto morire. L'altra tragedia è quella di ieri sera lungo la A27, è il 37enne Marco Gasparotto di Mansuela, vittima appunto del tragico schianto contro il guardrail con l'auto che ha preso fuoco. L'auto che perde aderenza sull'asfalto bagnato durante il nubifragio che ieri sera si è abbattuto sulla Marca, sbanda, urta il guardrail, carambola e si schianta nuovamente sulla barriera di sicurezza, prendendo fuoco. Nulla da fare per il conducente Marco Gasparotto, 37 anni, di Mansuè. La tragedia ieri sera, pochi minuti dopo le 21, lungo l'autostrada A27, 200 metri oltre il casello di Venezia Nord, in territorio di Mogliano Veneto, direzione Belluno. Cosa abbia causato la sbandata fatale è ancora in
corso di accertamento da parte della polizia stradale. I rilievi sono proseguiti fino a notte fonda per accertare la dinamica della tragedia e risalire all'identità del conducente. Le ipotesi ritenute più probabili sono quelle del malore o la distrazione alla guida, visto che l'auto, una Chrysler Station Wagon, aveva appena oltrepassato la barriera e non procedeva a velocità elevata, anche in considerazione del forte temporale che era in corso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso ed i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Marco Gasparotto, così come la sua famiglia, sono molto noti a Mansuè. Lo ricorda commosso il sindaco Milan, che poco prima delle ultime elezioni aveva ricevuto un messaggio nel quale Marco Gasparotto gli comunicava l'intenzione di trasferirsi a Venezia. Un bravo ragazzo, entusiasta della nuova occupazione della vita, ricorda il primo cittadino, che si recherà in visita alla famiglia Gasparotto per portare la vicinanza dell'intera comunità. E venerdì pomeriggio nella chiesa arcipretale di Casale sul Sile alle 15 i funerali di Gloria Simeonato, la tredicenne investita in bicicletta, lo ricorderete, martedì scorso, quindi quasi ormai, anzi una settimana fa esatta, a Casale sul Sile, mentre andava all'Agreste, doveva trovarsi con un'amica per andare poi all'Agreste, poi deceduta sabato dopo 5 giorni di lotta fra la vita e la morte in ospedale, una comunità intera pronta a stringersi attorno alla famiglia della ragazzina, appunto, per i funerali previsti per venerdì. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra pochissimo per parlare delle colline del Prosecco, diventate patrimonio UNESCO dopo l'entusiasmo per la vittoria di Baku. Adesso bisogna guardare avanti. Il dato di partenza è l'aumento solo nel 2019 del 21% delle vendite di Prosecco. Un vero e proprio fenomeno mondiale che secondo molti ha trainato il territorio cuore della sua produzione al traguardo del 55° sito nella lista UNESCO dei territori patrimonio dell'umanità. Un riconoscimento che porterà, stando ad esempi vicini come le Langhe, almeno ad un incremento annuo del 10% nel settore turistico, vera nuova frontiera di ricchezza per le colline tra Conegliano e Valdobbiadene, ma anche per tutta la Marca e tutto il Veneto. Una ricchezza che però deve essere gestita, come ha sottolineato da sempre il governatore del Veneto Luca Zaia, lanciando la sfida dell'accoglienza diffusa, ovvero niente nuovo cemento per alberghi o strutture ricettive, ma ristrutturazioni dell'esistente. Ecco dunque la nuova partenza, dopo il traguardo raggiunto, che chiama in causa i residenti, gli imprenditori, ma anche le istituzioni, comuni per primi, tutti all'interno di una fondazione che vede tra i soci, con la Regione, anche la Camera di Commercio. La rappresentanza dei comuni ci sarà tramite l'IPA all'interno, quindi si farà una mappatura del territorio, capire quali sono le strutture esistenti e quali le nuove strutture che possono essere messe a posto. Si parlava nei giorni scorsi di fienili, di stalle abbandonate, eccetera. Quanti sono? Dove sono? Da qui è essenziale verificare i servizi raggiunti da questi edifici, considerando che molti, sparsi tra i filari e per questo estremamente suggestivi, non hanno né luce né acqua. Stessa verifica andrà fatta per le comunicazioni, con zone, un esempio è Collagù, completamente al buio. Poi ci sono gli errori da evitare e l'esempio arriva dalla Toscana. Se tu vai a Firenze, in ogni ristorante, in ogni bottega c'è fuori la fiorentina. Noi non possiamo pensare a questo tipo di modello. Noi abbiamo il Prosecco, ma come dicevo ci sono aziende di primaria importanza mondiale nel territorio che neanche noi conosciamo. Insomma, a questa opportunità bisogna rispondere in maniera corale per una promozione complessiva del territorio e delle sue eccellenze, partendo da quelle enogastronomiche. Siamo la prima regione per DOP, DOCG, DOC e naturalmente per prodotti tipici più di 250. Devono far sistema però. Devono far sistema e se la locomotiva principale è il Prosecco, tutti dietro attaccati i vagoni, che naturalmente ce n'è per tutti. Dalle colline del Prosecco, un altro tema importante per il Veneto e la Marca, cioè la pedemontana, ma questa volta non parliamo di lavori, parliamo dell'inchiesta giudiziaria sui cantieri vicentini che sta facendo discutere. Allora oggi le opposizioni in Consiglio regionale hanno chiesto la convocazione di un Consiglio regionale straordinario per fare il punto della situazione. Un Consiglio regionale straordinario sulla pedemontana veneta.
È quanto hanno chiesto oggi le opposizioni di Palazzo Ferrofini al governatore del Veneto Luca Zaia, dopo gli ultimi fatti di cronaca che hanno coinvolto alcuni dei cantieri aperti lungo i 94 km che stanno collegando Spresiano a Montecchio Maggiore. È arrivato il momento in cui non si può più sottacere su quello che sta succedendo. È un'opera che doveva essere l'opera il fiore all'occhiello del Veneto, ma si sta dimostrando una nostra Salerno-Reggio Calabria. Perché secondo le opposizioni quei 300 milioni di euro dati in più alla concessionaria dovrebbero essere nuovamente discussi in un confronto chiaro alla presenza del governatore del Veneto. Ma noi vorremmo che finalmente la nostra giunta prendesse una posizione chiara nei confronti della ditta che sta lavorando e che non ha messo in sicurezza quello che era il bene suo più prezioso, ovvero i lavoratori che stavano lavorando per completarla. Nel sottopasso di Malo, che ha già visto la morte di un lavoratore, la morte di un operaio, e noi chiediamo innanzitutto se c'è una connessione, un collegamento tra l'uso di materiali scadenti e la morte di quell'operaio, perché vogliamo tutelare innanzitutto i lavoratori. L'obiettivo della convocazione straordinaria è quello di fare chiarezza. Se verrà appunto identificato che c'è una violazione di quelli che sono anche i termini contrattuali, dobbiamo avere una strada chiara e condivisa. Che cosa farà la Giunta per verificare che ciò non sia accaduto anche in tutte le altre decine di opere, ponti, viadotti, terrapieni e quant'altro? Dalla Pedemontana all'autonomia, come sapete aggiornata giovedì la nuova riunione tra i ministri sull'autonomia regionale. Conte ha promesso essere quella di giovedì mattina forse la riunione decisiva, almeno per sbloccare definitivamente, anche se le resistenze restano da parte del Movimento 5 Stelle, lo scontro con la Lega soprattutto sulla questione scuola. Ma non solo, oggi il Ministro per il Sud Barbara Lezzi ha continuato a ribadire sull'autonomia differenziata, nonostante le riunioni già fatte non c'è ancora nessun testo. Come sapete questo è lo scontro che c'è invece con il Veneto, che dice il testo c'è e come, e piuttosto non c'è il vostro testo o la vostra idea di autonomia. Insomma lo scontro resta, anche se giovedì c'è questa riunione importante. Questa è la politica, dall'altra parte poi ci sono i cittadini. Abbiamo chiesto alle trevigiani cosa ne pensano di questo ennesimo comunque rinvio e se alla fine ci sarà un Veneto autonomo. Sentite cosa ci hanno risposto. Autonomia del Veneto, nuovo rinvio, secondo lei ce la danno? Tanto io sapevo che va così, come a voi, che non noi altri. Che altri? Va bene, un rinvio a volte arriverà da qualche parte. Secondo lei è fiducioso, insomma? Sì, devo sempre avere fiducia. La solita fregatura. Secondo lei cosa deve fare adesso il Veneto? Niente, deve continuare a battere finché si può. Come al solito, non cambia niente. Ma secondo lei ce la danno? Non credo. Perché? Il massimo interessi sotto. Noi siamo fortunati che abbiamo Zaia, però con brutte sensazioni. Anche a brutte sensazioni? Sì. Penso che stanno tirando troppo lunga, visto che era una cosa che dovevano fare già gli anni scorsi, e penso che sia giusto che ogni regione sia autonoma e che gestisca i propri soldi in base ai redditi e tutte quelle cose che vanno. Che è inutile avere tante regioni che non sono autonome e poi ci sono solo delle regioni che pagano per gli altri, quindi non ce la danno, Perché? Perché ci sarà, perché adesso sì, avrà la sua forza il Salvini, però d'altra parte anche i 5 Stelle avranno le loro forze. E quindi insomma tutto rinviato oppure proprio cancellato? Rinviato, secondo me. Insomma, però è tanto che dicono sì, autonomia, però Di Maio. Secondo lei Zaia a questo punto cosa deve fare? Deve battere il martello. Ma qualcosa ci daranno sicuramente. Non so se tutti gli articoli, però. Ma secondo lei alla fine ce la danno o no questa autonomia? Mi spero di sì, che Salvini abbia dopo numeri grossi. Questo lo vedremo, lo potremo vedere giovedì, vediamo appunto se ci sarà questo giorno decisivo oppure no. Torniamo alla cronaca adesso, torniamo al maltempo che ha colpito soprattutto tra sabato e domenica notte alcune zone della Marca. Ieri il maltempo c'è stato, una ventina di interventi che hanno interessato soprattutto Asolo, Montebelluna, Mogliano, Preganziol, però non così forte gli interventi, non così forte il maltempo come è stato tra Godega e Colle Umberto soprattutto, tanto che ancora
In queste zone si sta rimboccando le maniche per la conta dei danni, per riparare i danni, mentre si guarda al cielo con un po' di paura. Man mano che sto girando le aziende, gli stabilimenti produttivi, mi rendo conto di quanto la situazione sia grave. Lamiere bucate completamente e poi i danni fatti dall'acqua che appunto ha riempito, ha inzuppato tutti i controsoffitti e di conseguenza sono crollati a terra. A Godega come a Colle Umberto, dopo la richiesta dello stato di calamità naturale, continua il via vai nei comuni di cittadini che chiedono cosa fare dopo la devastante ondata di maltempo che purtroppo sembra non essere ancora finita. La preoccupazione maggiore, anche stamattina mi sono confrontata con alcune aziende, è quella appunto delle piogge che continuano, quindi per chi ha cercato di tamponare i buchi che ci sono nel tetto, purtroppo c'è il rischio che ci siano ancora delle infiltrazioni d'acqua. Soprattutto nelle aziende, e sono molte in quest'area ad avere subito danni, si cerca di correre ai ripari nel caso di nuove piogge. I problemi riguardano soprattutto le coperture dei capannoni, ma anche i mezzi. Abbiamo avuto dei danni alle macchine, alle automobili dei tecnici che erano in giro per i vari montaggi e ai mezzi aziendali, furgoni eccetera, che erano presenti nei parcheggi. In questo caso i danni riguardano i pannelli fotovoltaici sul tetto del capannone. L'impianto fotovoltaico, che ne abbiamo uno abbastanza esteso di 60 kW, praticamente l'80% dei pannelli sono praticamente inutilizzabili, sono rovinati, e quindi speriamo che le assicurazioni adesso riescano a coprire il danno. Chicchi così grossi non si erano mai visti da queste parti, c'è addirittura chi li ha messi nel congelatore, ed i danni sono ingenti anche alle abitazioni con i tetti da rifare. Tutta la mia vita penso non aver mai visto una roba del genere, mai. Mio marito ha detto 80 anni, l'ha detto ma non ho mai visto una roba del genere. E allora Oderzo ancora sconvolta dopo il fatto di sangue di ieri. A 2 giorni di distanza cominciano a delinearsi i contorni della furibonda lite familiare durante la quale sono finite in ospedale 4 persone. A quanto sembra, l'alterco, scoppiato domenica sera in un condominio nella frazione di Colfrancui di Oderzo, è cominciato tra la moglie di 55 anni e il marito 60enne per la richiesta di una maggiore indipendenza da parte della donna. Una richiesta che ha letteralmente mandato su tutte le furie l'uomo di origine marocchina che senza esitazione aveva preso un coltellaccio da cucina per scagliarsi contro la moglie. La sua furia non si è fermata nemmeno quando sono intervenuti i figli in difesa della madre. Il 60enne nella colluttazione ha colpito all'addome anche il figlio 34enne, che attualmente è in prognosi riservata a Treviso. Feriti più lievemente gli altri 2 figli, tutti e 4 sono stati ricoverati al Caffoncello. Il 60enne ora si trova in carcere a Santabona con l'accusa di tentato omicidio plurimo e con l'aggravante di aver agito contro i propri familiari. Una notizia che ha sconvolto tutti ad Oderzo e nella piccola frazione di Colfrancui, dove la famiglia è conosciuta. È accaduto un fatto grave. È molto grave, molto grave. È una cosa alla quale non siamo abituati e non possiamo abituarci, però una mentalità antica che non consente libertà alla moglie e ai figli ha avuto il sopravvento. Nessuno tra i vicini, gli amici o i familiari aveva mai segnalato alle autorità o ai servizi sociali quanto accadeva da tempo all'interno di questa famiglia. Il sindaco lancia un appello perché fatti simili non si ripetano. Vero è che i vicini dicono di aver sentito spesso delle liti, quindi è giusto sempre segnalare alle autorità e ai carabinieri problematiche o segnali che possono anticipare questi fatti di questa gravità. Pochi istanti di pubblicità, ancora cronaca poi dal Trevigiano. Rieccoci in studio in diretta, riportiamo dalla cronaca 2 truffe scoperte nelle ultime ore dai carabinieri.
Il copione è quello già visto tante, troppe volte. Una bella ragazza che si avvicina ad un anziano, finge di conoscerlo o lo lusinga, poi lo abbraccia e con incredibile abilità gli sfila dal polso l'orologio, dileguandosi dopo il furto. E così è successo di nuovo lo scorso 27 giugno a Mogliano, in via Barbiero, vittima del raggiro un pensionato di 86 anni al quale una giovane ha rubato un costoso Rolex. Stavolta però alla truffatrice è andata male. Dopo 2 settimane di indagini, i carabinieri sono riusciti ad individuarla e denunciarla. Si tratta di una 21enne spagnola con alle spalle, nonostante la giovane età, diversi precedenti per furto. È stata denunciata. Vittima di truffa, in questo caso online, anche un 43enne di Riese Pio X che ha acquistato su un sito l'ultimo modello di iPhone, convinto dell'affare. In realtà, dopo aver pagato, non ha mai ricevuto lo smartphone. Dopo la denuncia, i carabinieri sono riusciti a risalire ai truffatori, una coppia di campani, lui 51 anni di Caserta, lei 48enne di Castelvolturno. Entrambi sono stati denunciati per truffa. Lasciamo la cronaca adesso per tornare in città e per parlare del futuro dei negozi in centro. Quella che vedete potrebbe sembrare l'ennesima firma di un accordo con pochi risvolti popolari, in realtà è uno stimolo per pensare alla Treviso di domani, che nell'idea del vice sindaco e assessore alle attività produttive potrebbe essere divisa in quadranti, un po' come in epoca medievale quando entro le mura i quartieri corrispondevano sostanzialmente alle corporazioni. Alcune idee di massima, ma che prendono spunto anche da uno storico esistente, ad esempio il Boro Cavour, che potrebbe avere una vocazione legata all'antiquariato, all'artigianato, legata ai vecchi mestieri, questo. Però se oggi c'è un impianto già o un progetto, no, oggi c'è la commissione, c'è lo studio, c'è l'idea di creare degli assi commerciali e delle organizzazioni che abbiano anche delle tipicità. Una scelta per dare un'offerta sempre più diversa e qualitativamente migliore rispetto ai centri commerciali. In tal linea, ad esempio, c'è l'app sui parcheggi che ad inizio mese è operativa su telefonini con risultati più che soddisfacenti in pochi giorni. Devo dire che siamo arrivati già a un lusinghiero risultato, perché ci risultano che sono state scaricate 800 app. Quindi ci avviciniamo al migliaio in pochi giorni, quindi è un risultato forse al di là anche delle aspettative. Resta però il nodo affitti che impedisce a tante attività di insediarsi entro le mura cittadine. Le proprietà immobiliari, a mio modo di vedere, devono capire un elemento fondamentale, che alcune valorizzazioni del mercato non sono più corrispondenti a ciò che il mercato realmente è. Per questo da Casugana sarebbe già pronta una rimodulazione della tassa sugli immobili con maggiore carico per quegli sfitti. La rimodulazione dell'IMU è un tema sul quale stiamo lavorando, non è un tema di facilissima interpretazione, non escludo però che si possa intervenire anche su questo aspetto. È trevigiano il 2 volte campione italiano di una disciplina che non è davvero da tutti, guardate quale. È stata una grandissima soddisfazione, anche perché quest'anno non mi sono allenato tantissimo e sinceramente non credevo di arrivare a questo risultato. E chi lo ferma più? Marco Pistolesi, per la seconda volta campione italiano di volo con la tuta alare. 39 anni di casiera, ha bissato il successo dell'anno scorso e ora si appresta alla nuova avventura di direttore di gara per la quale salterà la Coppa del Mondo. Più facile lanciarsi con la sua tuta paracadute che spiegare a parole ciò che si prova. Non è così facilmente spiegabile. Volare con un aeroplano è già incredibile. Essere l'aeroplano è qualcosa di veramente di più. Non ci sono mai riuscito a spiegarlo veramente. Le ali sono le tue braccia, gli alettoni, i flap, hai tutte le superfici come un aereo, ma sei tu. Una sensazione che convive con un pizzico di paura. Paura ci vuole sempre, un minimo di paura fa parte del gioco, è anche parte del suo bello, e più che paura il rispetto di quello che stai facendo ci vuole sempre, bisogna sapere qual è il limite e rispettarlo. Statistiche alla mano, dice Marco, il volo con la tuta alare è meno pericoloso di un giro in bicicletta per strada. È una disciplina che raccomanderebbe senza esitazione ai più giovani. È un'esperienza che ti cambia la vita e ti insegna a fare le cose per gradi, a non bruciare le tappe e avere rispetto di quello che è il limite. Una disciplina da record, quella di Marco Pistolesi, come da record, e parliamo adesso per pochissimo
un po' di noi sono gli ascolti dei telegiornali di Antenna 3 con numeri davvero da record, 100.000 spettatori di media ogni giorno, con punti di 120-125.000 spettatori, come accaduto ieri sera nel telegiornale di Treviso, diciamo il telegiornale ammiraglio, diciamo, dei nostri telegiornali ogni giorno a partire dalle 12:30, ascolti record dunque per la nostra informazione, che confermano ancora una volta il legame sempre più stretto e vivo con il territorio, la necessità di dar voce, scusate, alle vostre esigenze, ma anche quella di cercare, insomma, di raccontarvi le notizie, retroscena, le prospettive, e dunque un grazie che va a voi telespettatori per questi numeri da record che ogni giorno riusciamo a registrare anche con la vostra partecipazione. Come sapete, l'informazione di Treviso si è allargata da ieri anche alla informazione da Belluno, con questa pagina che abbiamo nel nostro telegiornale delle notizie da Belluno. Allora le guardiamo subito. E allora partiamo dalla viabilità. Contro la rovescia per l'avvio dei lavori di ristrutturazione e consolidamento del ponte Santa Caterina Ponte nelle Alpi. Dopo decenni di attesa scatta il countdown per la chiusura totale del ponte, che si protrarrà, attenzione, per 3 mesi, e i disagi saranno evidentemente pesanti. 3 mesi di lavoro, 10 fasi di operatività, un intervento talmente invasivo da non permettere alternative alla circolazione. Dopo decenni di attesa, l'avvio del grande intervento di restauro e consolidamento del ponte di Santa Caterina, snodo cruciale della viabilità a Ponte nelle Alpi, è imminente. L'ANAS ha concluso la gara d'appalto, i lavori aggiudicati. L'ora X scatterà il prossimo 26 agosto e la preoccupazione per gli inevitabili disagi è comprensibile. È chiaro che questi lavori avranno un'enorme ricaduta a livello della viabilità e del traffico per l'intera provincia, perché passano 24.000 auto. Abbiamo pensato come viabilità alternativa al troncone autostradale, ma anche alle nostre ciclabili. Che l'intervento sia urgente lo si capisce osservando da un lato all'altro lo stato delle spallette del ponte, in alcuni punti assenti, e le condizioni generali del manufatto datato 1921. Noi chiediamo molta pazienza ai nostri concittadini, a chi va nelle fabbriche, ma siamo sicuri che i tempi saranno rispettati. Ad accrescere i disagi la chiusura contemporanea del tratto ferroviario Ponte nelle Alpi Conegliano per l'ulteriore fase di elettrificazione della linea, non prevista al momento della definizione dei tempi e dei modi della realizzazione dei lavori di restauro del ponte. Quando sono lavori di questo tipo, da una parte il blocco del ponte di Santa Caterina, dall'altra le ferrovie, io penso che questi enti debbano parlarsi. Ma il primo cittadino di Ponte nelle Alpi è fiducioso. Il suo auspicio è che da questa esperienza possa nascere l'opportunità di poter avviare una discussione allargata a tutti gli enti preposti sulle emergenze della fragile viabilità bellunese. Non è possibile che un ponte come quello di Santa Caterina sia l'unico sbocco verso il Longaronese, verso il Cadore, l'uscita di 2 siti autostradali, e quindi sarà anche l'occasione per discutere di viabilità, di riprendere, ho già parlato con il sindaco di Belluno Massaro e con il presidente della provincia Padrin, della Cadola Mas, quindi di investimenti che la Regione Veneto dovrebbe fare nella nostra provincia. E la viabilità e lo sviluppo della viabilità è anche uno dei nodi importanti in vista delle Olimpiadi Invernali 2026 Cortina-Milano, un'assegnazione che continua ovviamente a suscitare entusiasmo nel bellunese. La gente percepisce la consapevolezza di una grande opportunità. Olimpiadi 2026, aspettative e timori. Cosa dice? Io nel 1956 ho portato la fiaccola, sì. Graziano Sabattini nel 1956 fu uno dei 4 calciatori che la C Belluno scelse fra i migliori della sua rosa per portare la fiaccola alle Olimpiadi Invernali di Cortina. Oggi sono i suoi occhi a sprigionare l'entusiasmo per questa nuova opportunità e la sua emozione è indicibile. Quel giorno che c'era la votazione, siccome ho l'ufficio qui delle assicurazioni generali, ho portato giù la fiaccola, l'ho messa sul tavolo e la gente così poteva vedere
che io ho portato a cosa, certo. È un bel evento, insomma. Quindi un'emozione personale, per un ricordo personale, ma anche per la nostra provincia. Sì, senz'altro. La gioia incontenibile dal giorno delle assegnazioni dei Giochi Olimpici Cortina Milano 2026 si è riaccesa la fiamma della speranza per la rinascita della montagna bellunese. Per me è una cosa splendida, porterà vita, porterà anche un po' di sviluppo per il nostro bellunese. Aspettative e timori. Per uno che viene da Bologna? Per uno che viene da Bologna la speranza di venire a vedere qualche gara. Aspettative grandissime, finalmente possiamo avere una manifestazione grande, importante. So che i nostri uomini stanno lavorando in questo senso. I timori? Come Expo e le grandi manifestazioni hanno insegnato, la paura che questa grande opportunità faccia gola al malaffare. Speriamo che facciano le cose fatte bene. Questo c'è da augurarsi, giusto? Ecco, che non facciano poi tutte le varie cose. Ok? Timori? Pochi, speriamo che riescano a fare tutte quelle cose che hanno promesso di fare, soprattutto la viabilità, soprattutto quello che riguarda l'organizzazione, ma io sono fiducioso. Siamo in chiusura, vi ricordo, lo dico ad Antenna, per segnalare disservizi, problematiche, raccontarci la vostra storia. A redazione @antenna3.it, se volete scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, o 351 175 5340 per sms o WhatsApp. Abbiamo visto poco fa la pagina bellunese all'interno del telegiornale di Treviso. Fra pochissimo, a 20:10, il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, ospite di Ferdinando Avarino. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Benvenuti al meteo. Residua instabilità sulle nostre regioni, dove comunque il tempo tenderà a ristabilirsi e sarà via via più asciutto e stabile. Vediamo il dettaglio di mercoledì 10 luglio. Sul Veneto il cielo risulterà spesso nuvoloso al mattino, con qualche occasionale precipitazione a carattere sparso. Dal pomeriggio avremo maggiori spazi soleggiati e entro sera i fenomeni saranno in cessazione dappertutto. Temperature in calo con minime tra 16 e 22 gradi, massime più o meno stazionarie tra 25 e 28 gradi circa. Molte nubi anche sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino il cielo risulterà infatti coperto e non si escludono dei piovaschi sparsi. Asciutto e stabile, anche con più sole invece nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime tra 26 e 30 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Avremo occasionali acquazzoni durante la giornata, specie sui settori meridionali della regione. Sarà più soleggiato invece altrove. Fenomeni in esaurimento ovunque entro la serata. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime oscillanti tra i 29 e i 30 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.